Terza parte di Mani e Fuori, abbiamo parlato quasi esclusivamente questa sera di Fito Performance, abbiamo qui una rappresentanza folta di tifosi e ci sembra davvero il caso che sia così. Abbiamo capito che venerdì prossimo ci sarà questo appuntamento importante, lo ribadisco ancora, alle 19:30 da Sommariva, questo happy hour che riguarderà e potrà coinvolgere tutti i tifosi che vorranno partecipare per abbracciare la squadra, per conoscerci e per incitare anche maggiormente la formazione bianconera nelle prossime partite. Un appuntamento importante. Io ad Alberto Scappin, comunque che è coordinatore, lo ricordo, dei soci della Fito Performance, devo chiederti anche una cosa. Tu fino a poco tempo fa mi hai impressionato perché di pallavolo ne capivi pochino. No, o eri poco appassionato. Cos'è successo che in un anno e mezzo ti sei scatenato così e adesso non ne perdi? Tu per tutti gli altri soci che allo stesso modo non erano forse così degli straordinari appassionati che invece lo sono diventati. Qual è la molla? Allora, la molla è sicuramente lo stare bene insieme. Quando abbiamo visto i primi 7 soci, anzi ad inizio in campionato eravamo in 19 e abbiamo cominciato ad essere noi i primi tifosi della squadra e facevamo il tifo con le nostre mogli e le nostre figlie, ma proprio eravamo al palla lì dell'Arcella, tu te lo ricorderai, appena dietro la nostra squadra, potevamo pizzicare il sedere i nostri giocatori, anzi le nostre signore erano molto tentate perché questi bei giovanotti qua sono ben visti dalle nostre signore e siamo stati i primi tifosi, ci siamo innamorati dell'ambiente. Io ero un neofita della pallavolo, ero un ex cestista, ho giocato a basket e quindi mi piaceva vedere lo sport della pallavolo, ma non ci ho mai giocato, non avevo mai capito come funzionava questo sport. Al di là del fatto che ho visto una partita 7-8 anni fa, è durata 7 ore e ho detto basta, no, guardo altro, perché adesso invece le partite durano, sono molto più veloci, sono molto più dinamiche ed è un gioco che avvince perché i 7 ai 25 punti sono velocissimi tutto sommato perché in 20-25 minuti il 7 è compiuto e si fa in tempo a godere di uno spettacolo eccezionale. Ma quello che è bello e che soprattutto piace tantissimo a tutti noi soci è proprio questo clima di grande familiarità che si è creato e di grande entusiasmo da parte di tutti noi. La squadra quindi l'entusiasmo c'è sicuramente ed è importante. L'entusiasmo, come tu ben sai, si dilaga, è esponenziale. Musilunghi ne basta uno e viene cacciato fuori. Uno che arriva sorridendo, che racconta magari un paio di barzellette, subito ci sono 10 persone che si aggregano. Giusto Fabio? Giusto. Tra l'altro le nostre tifose, che sono le nostre signore, stasera sono tutte insieme e quindi che voi siete qua, loro sono un'altra parte. Esatto, sono a cena insieme tutte quante, devo dire che hanno costruito questo gruppo perché non è sufficiente i soci, ma come ha detto giustamente prima Alberto, le socie, è molto importante che ci sia una grande unione tra tutti e una gran voglia di divertirsi anche tra le nostre signore. Nicolai, c'è grande fermento tra i tifosi, c'è grande entusiasmo e coesione tra i soci e tra voi in squadra? Che gruppo è quello di quest'anno? Anche noi in squadra lo stesso, come anche si vede bene fuori del campo, cioè, tutti in squadra giochiamo sempre bene, giochiamo sempre come amici, anche tutti come amici stiamo dentro e questo è molto importante per pallavolo tipo come adesso, perché adesso pallavolo è molto più veloce, molto più spettacolo si vede. Sei contento del tuo campionato? Sì. Che voto ti dai? Fai il giornalista per una volta. Fino adesso, dati un voto. E non è sicuro, non è come qua in Italia. No, il tuo campionato. Stai giocando te. Il tuo voto, tu, Nicolai, dai un voto a Nicolai. Da 0 a 10, dai. Da 0 a 10. Che voto ti dai finora? 7,5 via dai. 8. 8, bravo, sì. bravo Nicolai. Abbondiamo che non sono sì, che va bene, bravo Nicolai. Cominciamo con le domande, abbiamo 10 minuti circa, domande veloci, risposte veloci, cominciamo perché è qui che freme Flavio Greggio. No, vai Flavio. Al Presidente, lei ha ereditato una gloriosa società, i voi soci siete preparati mentalmente, sapete che se per caso dovesse succedere una cosa importantissima che non la diciamo, è come andare su all'8º piano, voi siete preparati per eventualmente andare all'8º piano? Andare all'8º piano? Perché credo che insomma noi abbiamo proprio costruito un gruppo proprio per essere preparati. Questo gruppo tra l'altro sta veramente respirando un clima di un grande entusiasmo.
quindi non credo ci sarà per noi una grande differenza tra quello che è la 2 e la 1 a livello di entusiasmo, perché oggi noi stiamo affrontando veramente questo campionato con una grande passione e tutta la carica che ci vuole per andare avanti. Quindi non vedo una grande differenza tra questo campionato e il prossimo, almeno parlo di passione, carica e preparazione. E poi è chiaro che la 1 avrà bisogno di fondamenta diverse, se parliamo a livello specialmente tecnico, poi se parliamo anche a livello finanziario sappiamo che è un passo diverso, insomma, rispetto alla 2. Elisa. Sì, una domanda per il nostro coach, però faccio un salto nel passato. L'anno scorso è subentrato, insomma, a metà stagione a Lorenzo Bernardi, una cosa che probabilmente le hanno già chiesto in molti, però io non lo so, quindi è una mia curiosità personale. Cosa ha detto Paolo Montagnani la prima volta che ha incontrato i ragazzi della Pallavolo Padova quando è arrivato sulla panchina? Gli ho detto, io ho parlato ai ragazzi dopo che avevano vinto 3-0 con Bologna e gli ho detto, beh, l'allenatore ce l'avete perché Roscini vi ha trascinato di peso quasi alla vittoria per 3-0. Io ho visto giocare una squadra bene, io cosa ci faccio? E gli ho detto che caratterialmente e moralmente erano una squadra forte. Adesso io gli avrei trasmesso le idee che avevo e c'era solo da lavorare. Però io li avevo visti dopo, li avevo studiati qualche partita prima, non erano stati così brillanti, io l'ho visto dopo una partita in cui moralmente erano stati molto forti. A chi tocca con la domanda, Diego? Vai. Avevo sentito una novità sulla pallavolo femminile, ma è vero che arriva anche i soci alla pallavolo femminile? No, Questa è la pallavolo femminile, è una domanda che arriva sempre, Fabio, in questi giorni. No, diciamo che noi come società a noi piacerebbe allargare sempre di più la nostra base. Per noi la base è avere, non solo stiamo valutando di allargare sia per la pallavolo femminile, ma anche ancora maggiormente per quello che riguarda il nostro vivaio, sia a livello maschile che femminile. Quindi non stiamo escludendo niente. Altra domanda? Sì, io volevo rivolgere una domanda al mister e più che altro una curiosità. E volevo sapere come si allena una settimana dopo una sconfitta come quella di Ravenna o quella contro Santa Croce. Nel senso, se prevale più l'aspetto psicologico o l'aspetto tecnico per riportare la squadra a un livello di nuovo, diciamo, alto, ecco. Paolo. Sì, bella domanda. È stata una settimana importantissima e per me, personalmente, per me che rappresento lo staff, comunque pesante. Nel basket professionistico americano la chiamano la settimana della purificazione, no? Nel senso che dopo una sconfitta si deve decidere come far dimenticare la sconfitta alla squadra. Io non ho fatto vedere immagini di quella partita e invece di solito faccio vedere immagini nel bene e nel male di quello che facciamo nelle partite e ho cominciato il martedì a giocare, ma non giocare scherzando, a giocare a pallavolo. Ho lasciato fuori la tecnica, individuale, gli esercizi analitici, gli esercizi semplici e ho fatto gioco perché la squadra doveva ritrovare quello che era stata la cosa che l'aveva trascinata a essere prima in classifica, che era il gioco, che erano le proprie sicurezze e abbiamo fatto la prima parte della settimana facendo molto gioco. Molto gioco con dei vincoli, chiaramente perché non è che giocano sempre, anzi non giocano mai, fanno allenamenti con la fase gioco ma con i vincoli che servivano già per la partita successiva. Claudio. Ma io vorrei allacciarmi un attimo a quello che ha detto Flavio, il quale dopo anni lo ricordo vagamente. Io negli anni '80 ero per il presidente Cremonese. Negli anni '80 io collaboravo col Petrarca, al Treppini. E la mia collocazione era che il sabato seguivo la squadra di C2, che all'epoca c'era l'avvocato Coin attuale, c'era Giacaglia, e poi la domenica mattina, se c'era la possibilità, seguivo la prima squadra. Noi all'epoca avevamo uno sponsor,
l'americanino jeans. Eravamo 3 gatti che seguivamo tutto l'ambiente. Il capo era il famoso Pagetta. E poi c'era Leonardo Bariello come allenatore, poi è diventato quello che è diventato dopo. Adesso lei gestisce, insieme al suo collega, 55 potenziali sponsors. Come ha detto Flavio, l'anno prossimo, se, e come io mi auguro, perché le potenzialità ci sono per andare su, la 1, considerata quella di oggi che abbiamo, è molto faticosa da farla. All'epoca c'era solo un presidente e uno sponsor che gestiva un po' il tutto. Io le faccio i miei auguri. Quindi non è una domanda, questa è... Ma gliel'hai un po' guffata, Claudio. Ecco, allora volevo dire questo, Presidente, lei se la sente? Ecco, questa è la domanda. Questa mi piace di più come domanda. Come ho detto prima, noi non aspettiamo di arrivare, di sapere il risultato qui, come andrà. Noi stiamo lavorando per creare questa compagine solida, allargare sempre di più, aumentare il numero di soci. Non a caso Alberto si è preso l'impegno di non solo cercare di aumentare le nostre relazioni, aumentare il numero di soci, ma quello di consolidare il gruppo, perché prima di tutto noi dobbiamo consolidare l'asse societario e poi cercare anche di aumentare, come stiamo facendo, la compagine. Purtroppo ha toccato un punto molto importante, il fatto che oggi comunque la crisi economica sta in qualche maniera toccando tantissimo l'asset, chiamiamolo sportivo, e quindi si vedono le conseguenze su tantissime società, sia di calcio che di pallavolo che di basket, che oggi fanno fatica ad arrivare alla fine. Noi siamo la prima società in Italia che è riuscita a creare una società del genere. Abbiamo l'ambizione di riuscire ad arrivare entro giugno ad aumentare notevolmente già il nostro asset e quindi già prepararci a quello che potrebbe essere il passo, ripeto, che lo facciamo o non lo facciamo. La nostra intenzione è quello di non è inquadrato, ma se fosse inquadrato Paolo Montagnani, dopo tutte queste cose... io la maniera mia non si inquadra. Ma anche la mia, perché infatti ho detto comunque che arriviamo o non arriviamo, il nostro obiettivo è quello di consolidare il nostro asset. Se non sarà, l'ho già detto in un'altra trasmissione, a me piace la continuità, mi piace creare un gruppo. La prima cosa che ho detto a Paolo quando ci siamo visti, noi i programmi li facciamo non di anno in anno, ma vorremmo fare programmi pluriannali, proprio per costruire ed andare avanti insieme per arrivare agli obiettivi. Sei contento di Paolo? Molto. Bene. E allora con questa bella frase di Fabio Cremonese ci fermiamo qui. Io ribadisco un po' quelli che sono i prossimi appuntamenti, perché abbiamo fatto questa sera una trasmissione, ripeto, un po' diversa dalle solite. Facciamo un po' il punto della situazione, quindi domenica ore 18 trasferta a Gela per la Fito Performance, poi giovedì sera, giovedì 10 alle 20:30 Palla Fabris, partita con Mantova, e poi invece la domenica successiva con Club Italia, quindi 3 partite in 8 giorni. Torna ad esserci grande impegno nel campionato di A2, un impegno che richiede chiaramente grande preparazione atletica ma anche grande preparazione mentale. Fatevi un applauso ragazzi tutti assieme, perché rappresentate l'ossatura portante della tifoseria e sappiamo quanto importante è davvero avere 2200 spettatori di media, ma anche avere un nocciolo duro della tifoseria che possa trascinare tutti gli altri a fare più confusione possibile, più festa possibile al Palla Fabris. Comincio a ringraziare gli ospiti di questa sera, i tifosi non uno per uno perché ci mettiamo troppo tempo, ma con questo applauso l'avete già fatto. Grazie a Fabio Cremonese, presidente Fito Performance. Grazie dell'invito, grazie a voi. E grazie ai tifosi che sono la nostra miniera importantissima. Paolo, hanno guffato troppo? Io ho un problema alla volta, io ora ho Gela lì che sto pensando. Grazie Paolo Montagnani. Grazie a voi. Tu sai dov'è Gela, Nicolai? Sì. È lontana? Sì, abbastanza lontana. Partita dura? Sì, giusto. Tutte dure? Sì. Tutte dure. 11 battaglie. 11 battaglie. Grazie Nicola Iucico.
E un grazie particolare ad Alberto Scappin perché, ripeto, essere l'anima di 51 soci in questo momento, ma il numero, come abbiamo sentito, è destinato a crescere, non è facile. Grazie Alberto. Grazie a voi, buonasera a tutti. È davvero tutto per questa sera. Ricordo che settimana prossima, anche proprio grazie o a causa dello spostamento della partita di Fito Performance al giovedì sera, noi andremo in onda venerdì sera e lì vi aspettiamo. Grazie e buonanotte a tutti.